Il neo assessore provinciale al turismo Domenico Mellaci ha convocato questa mattina alla Sala Azzurra dell'ente intermedio i comuni ed i partner istituzionali che dovranno dar vita al sistema turistico locale crotonese. L'intento è quello di creare un sistema turistico di qualità, condividendo tali obiettivi con gli enti e i partner privati, in base alle linee guida emesse dalla Regione lo scorso 16 aprile. Assicurare la conclusione dell'iter entro i 45 giorni previsti dalla Regione per il riconoscimento dei sistemi turistici locali ha rappresentato la motivazione che ha fatto accettare lo stesso Mellaci la nomina di assessore, anche se a fine mandato e per soli 20 giorni. Un protocollo d'intesa in verità era già stato firmato, ma prima dell'emanazione delle linee guida, ma necessario di alcune modifiche, tra le quali quella che vede capofila non più il comune di Crotone, ma la provincia. Durante la riunione, quindi, non sono mancati spunti polemici. L'assessore comunale al turismo Cesare Spanò, che da un anno segue l'iter dell'STLK, ha infatti inviato una lettera annunciando di non poter partecipare per precedenti impegni assunti, sottolineando come l'incontro promosso dalla provincia non sia stato concordato con tutti gli enti e strutture interessate. Critico anche l'intervento del presidente della Camera di Commercio di Crotone, Roberto Salerno, che chiedeva di stabilire a priori la forma, i ruoli di ciascun aderente al consorzio. La riunione si è aggiornata all'inizio della prossima settimana.